Campane a festa, uno dei simboli più rappresentativi della Pasqua, ma non tutti sanno che a Pasqua non si dice tanto che suonano le campane, ma che si sciolgono le campane. E il motivo ce lo spiega proprio uno dei due campanologi, studioso ed esperto di campane sia dal punto di vista storico, sia della composizione, sia del suono, presenti in Italia, vicentino ed è sempre appassionato di quella voce, la campana, che in questo periodo annuncia la gioia della resurrezione. Campane che restano in silenzio per 2 giorni, dal giovedì al sabato, e una volta, per evitare che il vento facesse oscillare i bronzi e le facesse rintoccare, se ne legavano le corde per poi scioglierle ad annunciare l'arrivo della Pasqua. Dalla messa in Cena Domini del giovedì sera, quindi giovedì santo, le campane suonano un'ultima volta. Le corde vengono fisicamente legate e da lì c'è un grande silenzio, un grande rispetto. Tutto il venerdì le campane sono mute, non suona niente, fermo completamente, e anche il sabato. Il sabato sera però alla messa, al Gloria, la resurrezione, le campane vengono liberate, quindi un senso di grande gioia. E poi la Pasqua, i cui protagonisti e traduttori dei messaggi di gioia in musica sono loro, i campanari, 2500 in tutto il Veneto. Nel Veneto siamo circa in 2000-2500 e naturalmente la mattina di Pasqua c'è da assicurare il servizio in tutti i campanili, per cui una giornata dove si corre da un campanile all'altro e si danno questi grandi sensi di gioia, questi grandi segni di gioia.